Ben ritrovati dalla redazione. Due persone di Villesse, lui del 67, lei del 1969, hanno chiamato il NUE 112 dopo essere stati colti da un violento temporale. La Sores ha allertato la stazione di Maniago del soccorso alpino e i vigili del fuoco. 10 soccorritori della stazione di Maniago, che si trovano al termine di una esercitazione a Farra, si sono attivati portandosi verso la località Tamar in Val Tramontina, che prende il nome dall'omonima forcella e nei pressi della quale c'è anche un bivacco, il bivacco Barnerin. È lì che i due escursionisti si erano rifugiati durante il temporale, rimanendo in attesa dei soccorsi. La donna in particolare era rimasta scioccata dai fulmini e non voleva più proseguire. I soccorritori hanno intuito che i due potessero essersi rifugiati lì, anche se le informazioni pervenute durante la richiesta di soccorso erano molto frammentarie a causa della rete molto scarsa che non ha consentito di trovare la posizione precisa. I soccorritori hanno puntato con il fuoristrada alla carrareccia che conduce al bivacco e li hanno trovati, li hanno rifocillati e condotti a valle. Trieste, incidente a Barcol ieri in direzione costiera, 3 veicoli coinvolti, un sinistro non grave, comunque 2 feriti in codice verde verso Catinara, pesanti disagi al traffico che è rimasto bloccato. Ancora a Monfalcone in zona Punta Sdobba, una barca a vela di 9 metri, battente bandiera slovena con 3 persone a bordo, disalberato. Non erano presenti minori, tutti i passeggeri erano dotati di giubbotti di salvataggio. È intervenuta la motovedetta della Guardia Costiera e in via precauzionale è stato dirottato anche un rimorchiatore, il Med Silver, che stava facendo delle prove in mare in una zona vicina. Arrivata la motovedetta, le 3 persone sono state imbarcate e trasportate in sicurezza in porto a Monfalcone. Il Policlinico Triestino ha ricevuto il premio Industria Felix a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Il premio, che si celebra ormai da 58 edizioni, viene assegnato alle aziende più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili del Nord-Est. Hanno ricevuto il riconoscimento 16 imprese con sede legale in Veneto, 13 in Emilia-Romagna, 10 in Friuli, Venezia e Giulia e 9 in Trentino Alto Adige. Il Policlinico Triestino risulta nell'Albo d'Oro 2024 come la migliore impresa del settore sanità per performance gestionale e affidabilità finanziaria CERVED con sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi nuvolosità variabile sulla costa Boraforte con raffiche che nella zona di Trieste possono sfiorare i 100 km/h. Su tutte le zone non è da escludere la possibilità di qualche breve pioggia. Temperature minime in pianura fra 17 e 20, sulla costa 21-24 gradi, le massime fra 26 e 29 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.